Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'ex magistrato Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, moglie di Giovanni Falcone, che ha preso la decisione di non partecipare oggi a Palermo alla giornata conclusiva per le commemorazioni del trentennale dalle stragi mafiose. Non si può accettare di condividere questo momento, ha spiegato Morvillo, con personaggi inevitabilmente invitati che non hanno però nulla a che vedere con i nostri amatissimi e indimenticabili giudici che dall'alto delle loro responsabilità istituzionali non tralasciano di mandare alla cittadinanza messaggi di pacifica convivenza con ambienti notoriamente in odore di mafia. Passiamo alla cronaca. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato in flagranza di reato 2 persone di Catania ritenute responsabili di furto aggravato in esercizio commerciale in concorso. In particolare i militari dell'Arma alle prime luci dell'alba sono stati allertati da una segnalazione di furto commesso con il cosiddetto metodo della spaccata in atto presso una profumeria di Santa Teresa di Riva. Nonostante il tentativo di fuga, i carabinieri sono riusciti a rintracciare poco dopo i 2 responsabili. A bordo dell'auto abbandonata è stata rinvenuta l'intera refurtiva consistente in profumi, cosmetici e prodotti per la cura della persona per un valore complessivo di circa 70.000 euro. Il Tribunale del Riesame ha detto no alla concessione degli arresti domiciliari per Rosario Buccheri, il frate cappellano del carcere di Enna, arrestato il mese scorso per aver consegnato droga a un detenuto. Nella stanza del convento utilizzata dal frate sono state rinvenute armi da fuoco, munizioni, una sciabola, oltre 30.000 euro in contanti e un foglietto di carta riconducibile a un mafioso del clan Santa Paola. I giudici hanno dunque respinto l'istanza dell'avvocato del cappellano che aveva chiesto di far lasciare al sacerdote il carcere di Enna nella speranza di ottenere una misura cautelare meno restrittiva. Si sono svolti nel primo pomeriggio i funerali di Alessandro Tomasella, il 31enne morto ustionato lo scorso 31 ottobre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta mentre accendeva un barbecue. L'ultimo saluto alla giovane vittima si è svolto nella chiesa madre del paese. A comunicarlo è stato il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, che ha anche proclamato in concomitanza della celebrazione dei funerali il lutto cittadino. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.